Prepariamo oggi un dolce tipico di Halloween in Sardegna. Si chiamano panigedas e sono un dolce molto molto particolare. Per la pasta ci serviranno 400 g di farina di tipo 00, la scorza di un'arancia biologica che provvederemo a tagliare, eliminare la parte bianca che darebbe altrimenti un sapore amaro e faremo appassire in forno a bassa temperatura. Mezzo bicchiere di sapa, che può essere di miele oppure di mosto, un pizzico di noce moscata, un pizzico di cannella, un cucchiaio di semi di anice. Per il ripieno ci serviranno 150 g di uvetta che ho provveduto a mettere a mollo in acqua tiepida, 300 g di noci che poi andremo a tritare in maniera grossolana ma non troppo fine, quindi 50 g di farina, sempre 00, un'altra arancia biologica a cui faremo lo stesso lavoro della precedente, cioè ritaglieremo la buccia, la metteremo ad appassire in forno a temperatura bassa e quindi triteremo per mischiare all'impasto. Un cucchiaio di semi di anice, un pizzico di noce moscata, mezzo bicchiere di sapa, un pizzico di cannella. Iniziamo a preparare l'impasto. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere con la scorza dell'arancia. Vedete, è bella appassita e si è seccata. Quindi adesso andremo a tagliarla in maniera molto sottile e separare metà che verrà utilizzata per la preparazione della pasta e metà che verrà utilizzata invece nel ripieno. Qua vedete io ho lasciato veramente tanto bianco, però se riuscite ad eliminarlo del tutto è meglio. Continuiamo. Per ridurre in polvere la scorza dell'arancia io ho utilizzato un macinacaffè e il risultato è questo, una polverina molto sottile che potremo distribuire perfettamente nelle due preparazioni. Per preparare questa pasta esterna ho deciso di utilizzare la planetaria, quindi andrò ad inserire la scorza dell'arancia che abbiamo precedentemente tritato, un pizzico di noce moscata, un pizzico di cannella, i nostri 400 g di farina ed infine la nostra sapa. Ricordiamo mezzo bicchiere. Se l'impasto dovesse risultare troppo duro, si può aggiungere un po' d'acqua, quindi a cucchiaiate. Andiamo quindi a montare in planetaria e facciamo lavorare finché il panetto sarà omogeneo. In ultimo, prima di montare in planetaria, aggiungiamo il nostro cucchiaio di semi di anice. Quindi lavoriamo. Complessivamente ho dovuto aggiungere circa mezzo bicchiere d'acqua all'impasto e questo è il risultato. Vi consiglio, anche se la lavorate a mano, cioè se lavorate a macchina, poi di passarla in spianatoia e lavorarla leggermente a mano, perché comunque questa consistenza si ottiene più facilmente manipolandola. A questo punto la metteremo a riposare per circa mezz'ora, coperta con della carta della pellicola trasparente. Quindi ci dedicheremo all'impasto interno. A questo punto ad occuparci del ripieno. Quindi andremo ad inserire la nostra scorza di arancia essiccata e grattugiata, ok, poi aggiungeremo le noci, i 300 grammi, ricordo, i 50 grammi di farina, l'uvetta, 150 grammi, un pizzico di noce moscata, un pizzico di cannella, un cucchiaio
di semi di anice e infine il nostro bicchiere, mezzo bicchiere di sapa. Lavoriamo quindi a mano fino a ottenere una consistenza quantomeno omogenea. Dopo pochi minuti questo è il risultato che dovremo ottenere. Chiaramente è un composto che andrà a sbriciolarsi, ma è abbastanza appiccicoso. Quindi creando delle palline che ci serviranno per fare il ripieno sarà perfetto. E poi si distribuirà bene in cottura quando la sapa andrà a sciogliersi con l'alta temperatura del forno. Quindi andiamo a dedicarci alla sfoglia. A questo punto mi preparo sulla spianatoia per tirare la sfoglia. Come vedete, per facilitare le cose utilizzerò degli stampi da raviolo. Uno più grande per fare il taglio vero e proprio, vedete le proporzioni? E uno più piccolino invece che mi consentirà di chiudere perfettamente lasciando un po' di bordo. Se volete potete fare anche tutto a mano, chiaramente. Andiamo quindi a stendere la pasta. Non troppo sottile, mi raccomando. A questo punto, con il tagliapasta più grande, andiamo a realizzare il primo taglio. Depositiamo nel secondo stampino. Mettiamo una generosa quantità di impasto al centro, quindi chiudiamo. Facciamo una bella pressione, eliminiamo gli eccessi, volendo potete fare anche con le mani, io preferisco fare così. Vedete quanto è pieno? Ed ecco la nostra panigella. E questo è il lavoro ultimato. Allora, ne sono uscite 17, che visto che sono per Halloween va benissimo come numero. Ora dovranno riposare ben 12 ore coperte con un canavaccio pulito e successivamente andremo ad infornarle. Trascorse le 12 ore andiamo in cottura. Il forno 170 gradi, forno statico e cuoceremo per circa mezz'ora. Aspettiamo la cottura. E dopo circa mezz'ora di cottura e una spolverata di zucchero a velo, questo è il risultato. Ora le lasceremo raffreddare e quindi provvederemo all'assaggio. E siamo arrivati al momento dell'assaggio. Ne ho già tagliato uno per farvi vedere l'interno. Guardate qui. Guardate com'è bello pieno. E ora lo assaggiamo. È davvero davvero buono. Provatelo.